Ah, che bella giornata! Sono Filippa la Filippina. Pulisco il castello del sindaco che dice, anche se lui è morto, io pulisco e tengo pulito. Oh, che bella giornata per pulire il castello. Din don, din don, Ma din chi don. è se ne rompere i coglioni qua adesso mattina? Io lavorare, solo lavorare, pensare a lavorare, non a altre cose. No, Filippa, mi scusi, sono Gabriel Elite, detto anche il cane da guardia. Le volevo chiedere se potevo usare la sua, insomma, la villa del sindaco, dell'ex sindaco, perché ormai c'è suo cugino a capo, per, non lo so, fare la recensione. Se la disturbo... Ah, la disturbo. Vabbè, vabbè. Come non detto, vado al lago a fare la recensione. Mi scusi, Filippa, mi scusi. Benvenuti in questa recensione dell'Old Friuli, il secondo episodio della nuova stagione della Old Friuli uscito ieri. Oggi facciamo la recensione. Quindi, intanto, ottimo episodio. Cominciamo subito dal dire che è stato un ottimo episodio dove abbiamo visto Leslie, quindi un episodio dedicato solamente a Leslie. Leslie che in questo episodio intanto ci ha rivelato un dettaglio molto importante che rifiuta i provini per Hollywood, quindi di fare altri film, altri progetti cinematografici apposta per stare con Happy Farming, per lavorare per Happy Farming, quindi questo dimostra un grande senso di lealtà, quindi grande Leslie per questa cosa. Poi però ha fatto una cazzata, ha ribaltato tutto, quindi Happy Farming ha deciso di dargli 3 mesi senza stipendio, quindi non potrà andare al karaoke, non potrà fare più un cazzo, e quindi Leslie in questo momento, insomma, diciamo che già è fortunato se non è stato licenziato. Poi è risaputo che Leslie comunque è uno che di stronzate quando lavora ne fa abbastanza, quindi purtroppo è così, purtroppo è così. Tuttavia, tuttavia, prossima settimana, cioè no, prossima settimana, non so quando uscirà il terzo episodio, comunque nel prossimo episodio, io tendo a dire prossima settimana perché sono abituato con Dynamite o con Collision che dico prossima settimana. Nel prossimo episodio avremo il ritorno di Ludmillo, Happy Paolo, Happy Farming, che insomma comunque è importante per la trama, per vedere cosa faranno più avanti. Sono curioso se avremo anche un qualche, non lo so, qualche incontro magari col sindaco, il sindaco franco-tedesco, magari il sindaco Richen franco-tedesco, visto che in questo secondo episodio non si è presentato, e magari nel prossimo qualche cosa, qualche apparizione può fare, la staremo a vedere. E vedremo anche se conosceremo nuovi personaggi, se torneranno vecchi personaggi che non siano Ludmillo o Leslie. È un quesito che davvero mi lascia sempre il dubbio, quindi ecco, questo sicuramente è molto molto importante. Tra l'altro non sono a casa in questo momento perché sto camminando vicino a un lago. Sì, vicino a un lago. Non mi rompere i coglioni, hai capito? Sono il pesciarolo de pozzo io, sto pescando il pesce per mia figlia. Coglioni, hai capito? Testa di cazzo. Testa di cazzo. No, no, mi scusi, non volevo, per l'amor di Dio, non volevo disturbare la sua pesca per sua figlia, ci mancherebbe, mi sposto subito, non volevo causare problemi. E vabbè, devo interrompere qui la recensione perché se no il pescatore mi fa un culo così, e quindi purtroppo non posso fare altro, però appuntamento alla prossima recensione, magari stavolta la farò più lontana da quel pescatore che è veramente che gran maleducato, però insomma, vabbè, grande Happy Paolo come sempre,
seguite il suo canale, seguite la fanpage, seguite il mio canale se volete recensioni sul professional wrestling e ogni tanto anche su qualcos'altro. E quindi niente, insomma, vi ringrazio di aver sentito, di aver ascoltato questa recensione, a questa review. E ho grandi aspettative per il prossimo episodio dove vedremo il ritorno di Ludmillo e Paolo. Non so se ci sarà anche Leslie, quindi il trio al completo sarebbe figo. Vediamo. Alla prossima!